in collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Le immagini di un incontro che si è appena concluso qui a Pramaggiore all'interno di un'azienda agricola. Perché siamo qui? Perché, se avete visto, sono tutti volti molto giovani per una serata di incontro con l'agricoltura giovane. Un incontro organizzato dalla CIA Venezia e proprio per questo siamo con Mario Quaresimin. Grazie direttore per essere qui con noi. Perché avete organizzato questo incontro? Questo è il quinto di una serie di incontri che in un anno abbiamo fatto con i giovani per capire quali sono le loro esigenze e come pensare il metodo migliore per rappresentarle, perché riteniamo che i giovani siano le nuove leve dell'agricoltura, insomma, quindi penso che siano il futuro sul quale dobbiamo sicuramente attrezzarci per dare informazione, specializzazione e assistenza tecnica qualificata. Ecco, cosa fa la CIA di Venezia e la CIA in genere per i giovani in agricoltura? All'inizio abbiamo costituito AGIA, che è la loro associazione che praticamente esiste a livello nazionale, si confronta nel SEGEA a livello comunitario, ma soprattutto poi è presente a livello regionale nel Veneto, e a Venezia la costituiremo a breve, anche perché ormai questi giovani ci seguono, sono seguiti in 5 appuntamenti, insomma. Abbiamo parlato di birra, di produzione di birra, abbiamo parlato di piccole produzioni locali, abbiamo parlato di reti di impresa, abbiamo parlato di canapa. Questa sera parliamo dei problemi e delle necessità che i giovani hanno potuto esprimere direttamente al nostro direttore nazionale. Possiamo dire che l'agricoltura veneta è giovane? Possiamo dire che l'agricoltura veneta deve diventare più giovane, perché oggi non lo è. Perché ha portato qui la direttrice nazionale di CIA? Perché comunque le politiche si sviluppano anche a livello nazionale. Noi avevamo un incontro che abbiamo organizzato per alcune linee di attività che la nostra organizzazione deve fare, abbiamo colto l'occasione della sua presenza qua per lasciargli alcuni messaggi importanti che i giovani della provincia, della nostra città metropolitana veneziana, le hanno voluto dare, in modo che ci sia un impegno della struttura nazionale a portare avanti le richieste di questi giovani. Ecco, ringraziamo il direttore Mario Quaresimin. Adesso noi ci vediamo i titoli e poi proseguiremo, perché sentiremo proprio le voci dei giovani di CIA Venezia proprio all'interno dell'agricoltura. Giovani in agricoltura, le difficoltà, il passaggio generazionale e i sogni delle nuove leve sui campi. La CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia, ha organizzato a Pramaggiore un incontro sul tema. Verrà presentata il 17 maggio in Parlamento la proposta di legge della CIA sul controllo della fauna selvatica. Troppi capi e troppi danni alle aziende senza che vi siano stati finora risultati concreti dagli interventi predisposti dalle regioni. Il maltempo salva le campagne dalla siccità, ma non dai cambiamenti climatici, che sono costati all'agricoltura veneta oltre 14 miliardi di euro tra perdite della produzione e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. La Regione proroga al 31 maggio i benefici per ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsti dal Programma Nazionale 2020, 16 milioni di euro per migliorare il primo comparto agricolo del Veneto. Lo storico battipalo a mano per rinforzare rive e canali, raccontato da Franco Grespan, che sui lavori e gli affaristi ci regala anche una curiosa e felina pillola di saggezza popolare. Allora, il primo argomento che viene trattato è quello dei giovani e del ricambio generazionale. Siamo con Ornella Bellia, grazie per essere con noi, ed è la padrona di casa che, diciamo così, sta ospitando questa serata organizzata dalla CIA di Venezia. Allora, intanto, giovani e ricambio generazionale, per lei cosa vuol dire? Essere pronti a lasciare il passo a quelli più giovani, ai social, ai network, ai Facebook, ai follower, a tutto un altro tipo di pensiero. Ecco, ma è positivo o negativo? Perché si dice sempre che di solito i vecchi fanno fatica a mollare. Ma no, ancora qualche anno e poi lasciamoli fare, insomma. Aspetto il secondo ragazzo che arrivi, se vuole arrivare, e poi sono pronta. Ecco, quando è che secondo lei è il momento di mollare? Ma aspetto la pensione, un po' di anni, 4-5 anni.
E poi Non ci credo, non ci credo. Credo che da imprenditrice veda quando ha il figlio o i figli che sono maturi per prendere in mano le redini dell'azienda. Non dico lasciare, però un po' meno, qualche ora in meno. Grazie a Ornella Bellia. Adesso invece proprio andiamo a sentire il figlio, cioè andiamo a sentire il figlio Andrea. Andrea, hai sentito cosa ha detto la mamma? Ho sentito tutto. Ecco, e allora quando è che è il momento di prendere in mano l'azienda? Cioè quando è che c'è il ricambio generazionale visto dalla parte dei giovani? Il ricambio generazionale penso sia molto difficile da fare. Un occhio più attento, più vigile, più anziano è obbligatorio anche quando io magari potrò avere 40-50 anni. Ed è obbligatorio ancora di più adesso che ne ho 28. Cosa possono fare le istituzioni per agevolare il ricambio generazionale? Perché siamo qui per parlare anche di questo. Ma le istituzioni devono aiutare i giovani, devono aiutarli, sostenerli nelle loro idee. Faccio un esempio molto semplice. Siamo in anni che parlano di Prosecco e Pinot Grigio per il Veneto. La mia idea è stata quella di puntare sull'incrocio Manzoni, che è un vitigno su cui nessuno avrebbe mai creduto. Le istituzioni dovrebbero credere in queste idee, perché se adesso il mercato parla di Prosecco, un domani di cosa parlerà? Va bene, allora con questo punto di domanda e soprattutto questo stimolo per le istituzioni, adesso noi ci vediamo delle notizie del mondo dell'agricoltura e poi proseguiremo con un altro giovane e un altro aspetto dei giovani in agricoltura. Il maltempo salva le campagne dalla siccità dopo che le precipitazioni si erano praticamente dimezzate al nord rispetto alla media storica del periodo. È quanto emerge da un'analisi dei dati ISAC CNR, dalla quale si evidenzia che l'allerta della Protezione Civile per la perturbazione è scattata proprio nelle regioni dove è più pesante il deficit idrico. Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici, dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi, con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola e danni a strutture e infrastrutture nelle campagne. Sono prorogati al 31 maggio i termini per accedere ai benefici per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dal Programma Nazionale di Sostegno per la Viticoltura, relativo all'annualità 2020. Ogni anno il Veneto, attraverso i fondi comunitari nazionali, mette a bando dai 13 ai 16 milioni di euro per aiutare i viticoltori ad adeguare l'offerta enologica ai mutamenti dei gusti dei consumatori e a migliorare la produzione rendendola più competitiva. I contributi disponibili quest'anno per i viticoltori che provvedono alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti ammontano a 13,3 milioni di euro. Strategie di precisione per cereali di qualità è il titolo della giornata di studio organizzata per il prossimo 7 maggio al campus Agripolis dell'Università di Padova. Modellistica culturale, previsioni climatiche e ottimizzazione della concimazione sono solo alcuni degli argomenti trattati, con la partecipazione, oltre che dell'Ateneo Patavino, anche di docenti delle università di Teramo, Parma e Firenze. Prevista la presenza dei tecnici del Ministero delle Politiche Agricole, ma soprattutto la presentazione di piattaforme digitali per la gestione sia della coltivazione cerealicola che della concimazione programmata per ottenere la massima resa senza incidere sull'ambiente. La Regione ha consegnato l'insegna ufficiale per le fattorie sociali iscritte all'Albo del Veneto. Il nuovo logo è il risultato del concorso svolto nelle scuole e vinto da una studentessa dell'Istituto Carlo Rosselli di Castelfranco Veneto. Gli operatori agricoli sociali da ora potranno esporre il simbolo seguendo le disposizioni di un apposito disciplinare. E allora siamo alle domande che i giovani chiedono per portare avanti l'imprenditoria in agricoltura. Il suo nome, la sua attività e i suoi anni. Io sono Marangon Alessio, ho 36 anni, ho un'azienda agricola e alleviamo suini e produzione di insaccati. Ecco, la domanda che voi portate avanti alle istituzioni qual è? Facilitare noi agricoltori giovani che abbiamo voglia di ingrandirci, di andare avanti in agricoltura, un sistema bancario più facile che ci aiuti a dare spazio alle nostre idee e ai nostri progetti.
quello che adesso è difficilmente raggiungibile, insomma. Insomma, perché le aziende, cioè le banche, alle vostre aziende non danno credito? Cos'è che non funziona? Non funziona il fatto che ci chiedono troppe garanzie dal punto di vista finanziario. Sono Dario Scattolin, vengo da Scorzè in provincia di Venezia e ho 36 anni. Ecco, lei ha sollevato un tema determinato dalla qualifica, chiamiamola dello studio. Sì, ho fatto presente che per chi si reinventa in questo settore, i lacciuoli presenti nel PSR attualmente sono talmente settoriali per il titolo di studio, se uno non ha studiato agraria si ritrova automaticamente escluso dalla possibilità di accedere agli aiuti comunitari. Anche se magari ha fatto studi ben più importanti come nel suo caso. Anche se ha magari una laurea in ingegneria, ma Con tanto di master mi pare. ho anche un master, questo nel settore, ma non sono tutti i titoli che non sono riconosciuti nel testo attuale del bando. Allora, io sono Zabeo Federico, ho un'azienda agricola a Salzano e produciamo ortaggi. Ecco, qual è il problema che lei ha sollevato? Io ho sollevato il problema che molto spesso i terreni agricoli vanno in competizione non solo fra aziende agricole ma anche fra i privati, che spesso danno in affitto ai terzisti e quindi non permettono alle aziende di crescere, insomma, e ho chiesto se è possibile avere delle agevolazioni per fare in modo che l'azienda agricola sia più semplificata, ad avere un affitto. Si parla sempre di aziende giovani, cioè voi giovani avete il problema di farvi, di acquisire la fiducia da parte degli anziani? Molto spesso sì, anche perché soprattutto nei piccoli terreni, insomma, c'è molta paura, a volte paura ingiustificata secondo me. Bene, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi riprenderemo con la seconda parte e andremo anche a caccia di risposte a queste domande dei giovani imprenditori agricoli. Da parte di Agricoltura Veneta siamo a Pramaggiore, come avete visto i ragazzi sono a tavola dopo una serata con un incontro, con uno scambio di idee sull'agricoltura giovane. Siamo con Angelo Cancelliere, responsabile di area. Perché avete scelto proprio Pramaggiore per questo incontro? Perché è una zona molto importante per noi, dove ci sono molte aziende nostre associate, un'imprenditorialità molto elevata, e quindi abbiamo deciso di fare questa riunione con i giovani agricoltori proprio qui. Ecco, qui la percentuale di imprenditoria giovane quanto è rispetto al 100% di imprenditoria agricola? Sempre troppo bassa, stiamo parlando del 30% circa, è in crescita perché le nuove generazioni stanno venendo avanti, più scolarizzate, più interessate, c'è uno sviluppo dei giovani agricoltori sempre più interessante. Andiamo un po' più sul concreto, questa sera sono venute fuori diverse tematiche, soprattutto tante richieste anche a un sindacato come la CIA. Certo, ci chiedono di essere presenti dal punto di vista delle istanze regionali, del piano di sviluppo rurale, del credito soprattutto, dell'affitto dei terreni, insomma ci mettono sul tavolo molte istanze che noi cerchiamo comunque di portare avanti facendo del nostro meglio. La CIA in questo momento sta cercando di lavorare a 360 gradi con tutte le sue professionalità e abbiamo degli ottimi risultati, siamo molto contenti. Parliamo anche di AGIA, cos'è AGIA? Allora, l'AGIA è l'associazione dei giovani imprenditori agricoli che è costituita a livello nazionale e regionale. La stiamo costituendo anche a livello della provincia di Venezia per costituire un'AGIA appunto a livello veneto molto forte, molto importante, per presentarsi ai tavoli regionali con una posizione molto più consistente. Bene, allora ringraziamo Angelo Cancelliere, adesso noi ci vediamo, i consigli del nostro Adriano Favaretto per quanto riguarda il vostro giardino e il vostro davanzale, poi torneremo parlando proprio di AGIA. A Natale si era parlato dell'Eleborus niger, ossia la rosa di Natale, vi ricordate? Bianca, adesso ha già finito ed è tempo di rinvasarla. Solita procedura, questo è un vasetto piccolino, lo tiriamo via, una spuntantina leggera alle radici, un pizzichino di concime alla fine e lo rinvasiamo, con le mani lo tenete bene in modo da seguirlo bene, su un vaso più grande in modo che per l'animo prossimo, verso Natale, insomma fine anno, sia ancora in fiore. Eccolo qua, una sburattata, eccolo qua. Come vedete questo era un fiore rimasto che non è più bianco, questo qua si può togliere, lo tagliamo, ma l'ho tenuto giusto perché vediate sulla ripresa va tolto e per la primavera, per l'autunno prossimo sarà in fiore, lo portate dentro. Altra pianta che si può fare,
Andiamo su un'aromatica, una salvia odorosa che la potete tenere in terrazzo, solita rottura delle radici, un po' di terriccio, ecco qua un vaso di cotto, il foro vedete, ci mettete un coccio, appoggiate per bene, anche questa qui poi vi rimane sul terrazzo tranquilla, è sole e vi serve come pianta odorosa, è bella anche in fiore. Andiamo sui fiori adesso che ci sono, il pelargonium, il geranio zonale, anche questo un po' di terriccio, una bella pigiata attorno e anche questo qui è pronto. In terrazzo, sul balcone, sul davanzale, su una ciotola, sul vecchio tronco che avevamo fatto a Natale, vi ricordate? Lo mettete di dentro, magari assieme a un'ederina, eccola qua l'ederina. Vasetto piccolo, prendiamo la solita procedura, magari tenete bene la coda così, in modo che vi è facile poi a metterci il terreno dappertutto e con questo vi auguro sempre un buon lavoro. Alla prossima puntata possiamo parlare di alcune potature ormai di arbusti fioriti oppure del glicine e quindi alla prossima puntata. Spieghiamo che cos'è AGIA e perché è importante per voi giovani imprenditori. AGIA è un'associazione di categoria all'interno di CIA. AGIA secondo me è uno strumento fondamentale perché mi permette di aggregare i giovani del territorio, quindi i giovani delle varie province e i giovani della regione, ok? E scambiarsi fondamentalmente delle idee, delle iniziative che dopo possiamo trasmettere noi insieme a CIA ai varie istituzioni, quindi permetterci di portare delle agevolazioni o di portare del beneficio all'interno delle nostre aziende. Cosa farete nel breve periodo in concreto? In concreto nel breve periodo c'è l'incontro con l'assessore PA, quindi riuscire ad avere un incontro con l'assessore per riuscire a iniziare a intavolare un piano, un'iniziativa, un discorso che ci permetta di riuscire ad avere un accesso al terreno nel modo più facile possibile, perché sostanzialmente un po' ce lo dimentichiamo, ma l'agricoltore senza terreno assolutamente non fa niente. Avete parlato anche del contatto con l'ISMEA. Sì, nostra idea a livello regionale è riuscire a informare i nostri agricoltori che c'è anche una possibilità tramite ISMEA di riuscire a avere delle agevolazioni nell'acquisto del terreno e quindi una facilità nell'acquisto del terreno che ci permette una facilità di fare azienda, perché ripeto, senza terreno noi agricoltori non riusciamo a fare la nostra imprenditoria. Ricordiamo che ISMEA è la società statale che di fatto gestisce i terreni demaniali, giusto? Ecco, poi avete parlato anche di un confronto con le altre regioni. Sì, nel senso che sempre nel nostro progetto a livello regionale c'è anche l'idea di andare a trovare i nostri vicini, quindi andare a trovare gli altri ragazzi che costituiscono AGIA nelle altre regioni e instaurare un dialogo. Per ultimo avete detto noi dobbiamo prendere contatto con gli istituti agrari perché è importante tirare fuori le generazioni successive alla nostra addirittura. Sì, è importante riuscire a farci conoscere dai vari istituti agrari che ci sono nel territorio che riescono a interfacciarsi con noi e quindi riusciamo a intraprendere un percorso che al momento è ancora in fase di studio e quindi di farci conoscere. Bene, ringraziamo il Presidente, adesso noi ci fermiamo per le previsioni del tempo e poi parleremo con la direttrice nazionale di CIA per avere le risposte alle domande di questi giovani imprenditori. Continua un tipo di tempo che non abbiamo avuto a marzo, quindi un tempo stabile a marzo quando invece normalmente è molto instabile, molto variabile, ed aprile quando si stabilizza invece abbiamo avuto finora e continuerà un tipo di tempo all'insegna dell'instabilità, all'insegna della variabilità e continuerà così. Abbiamo infatti sistemi perturbati che dal nord Europa, dall'Atlantico, scendono e interessano un po' tutte le nostre zone. Questo percorso è favorito da un anticiclone delle Azzorre che è troppo arretrato sull'Atlantico, quindi dà un'ulteriore via forza a questi sistemi perturbati. Quindi prevediamo per domenica subito gli effetti di un sistema perturbato, quindi su tutte le nostre zone precipitazioni piuttosto diffuse, cielo coperto, neve intorno inizialmente 1700 metri, poi scenderà fino a 1200 metri. Per lunedì inizialmente ancora instabilità e poi 2-3 giorni di tempo più stabile con una nuvolosità che non dovrebbe dare effetti. Da giovedì però nuovo peggioramento, quindi aumento
aumento graduale della copertura e per fine della prossima settimana, ma questo lo confermeremo, si prevede ancora cielo piuttosto perturbato, quindi con cielo molto nuvoloso, coperto con precipitazioni, comincia a far caldo, quindi avremo anche dei fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda le temperature, abbiamo ancora temperature per adesso al di sopra della media, ma già da domenica tenderanno ad abbassarsi notevolmente, il cielo è coperto, quindi massimi non oltre i 15-16 gradi. Nel corso poi della settimana minimi resteranno intorno ai 10-11 gradi e le massime saranno ballerine, ecco, un tipo di tempo variabile, andando dai 15-16 gradi ai 22-23 gradi. Per finire l'Alta Adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. Le conclusioni siamo con la direttrice di CEA Nazionale, Rossana Zambelli. Senta, serata importante. Assolutamente sì, importante, piena di vita, siamo con i giovani e il futuro sono loro. Ecco, però le risposte, che risposte diamo a questi ragazzi? Partiamo ad esempio dal bisogno di questa terra. Io non avevo mai pensato di sentire così tanti giovani che dicono avremmo voglia di fare ma ci manca la terra. Hanno ragione. Perché la terra non è un bene di produzione agricola ma un bene rifugio e quindi ha valori praticamente irraggiungibili. Dobbiamo aiutarli, metterli a disposizione degli strumenti, come diciamo prima l'ISMEA è sicuramente una valuta opportunità ai bandi che propone per ampliare le aziende ma anche per creare aziende nuove e poi ovviamente un rapporto con le banche diverso. E ecco, su questo... Appunto l'altro tema era quello del credito. Ecco, la CEA cosa può fare per questi giovani imprenditori con questi due temi? Ma innanzitutto fare una consulenza su quale credito, perché chiaramente è fondamentale, diciamo, avere con le banche una relazione, un rapporto diverso. E quindi insieme, questa è la parola d'ordine, insieme valutiamo se c'è un investimento, se c'è un acquisto e insieme parliamo con gli istituti bancari cercando di far sì che sia possibile per loro accedere al credito in maniera tale da poter fare impresa ma nel contempo anche affrontare i mutui. E poi c'è il tema dei PSR, dei titoli di studio. Sì, è un tema che è stato affrontato delicato e quindi sicuramente va creato un equilibrio nel riconoscere un valore al titolo a chi ha una laurea, un titolo di studio di pertinenza agricola, ma anche ad altri titoli di studio che in un'agricoltura innovata e tecnologicamente sviluppata hanno un valore. Senta, lei è al centro del potere perché è a Roma. Le istituzioni credono nei giovani imprenditori agricoli? Sì, direi sì, perché comunque sia, insomma, anche nei incontri col Ministro, sempre da grande valore ai giovani, ma dobbiamo essere concreti. Questa è la vera sfida che abbiamo tutti. A proposito di concretezza, lei questa sera ha parlato di una proposta di legge per il discorso della fauna selvatica. Questo va al di là dei giovani, però interessa tutta l'agricoltura veneta, perché noi abbiamo il tema dei lupi, abbiamo il tema poi dei cinghiali. Sì, come CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, noi presenteremo il 17 maggio una proposta di legge perché noi riteniamo che il problema sia complessivo, non sia più di protezione ma di gestione e nella gestione della fauna selvatica stanno tutta la possibile soluzione dei problemi perché, come dire, sicuramente le specie animali vanno rispettate ma va fatto in un equilibrio dell'ambiente, nella tutela delle imprese e nella sicurezza dei cittadini. L'ultima battuta è per questa nostra agricoltura italiana. L'agricoltura italiana riuscirà a tornare ad essere giovane? È la vera sfida del futuro. Lo sapremo solo vivendo, ma noi ci possiamo impegnare. Grazie alla direttrice. Finisce qui la nostra puntata di Agricoltura Veneta. Come sempre l'ultima parola a Franco Crespan, ai suoi attrezzi storici e ai nostri proverbi. Arrivederci alla prossima puntata. Tosatti, vi presento un oggetto dei mestieri di una volta. Questo è il battipaio. E ora provate a pensare, fare un cavalletto di legno. 3 uomini che tiravano a corda, ovvero qua carucua, e 6 persone che tenevano in ordine il battipaio. Provate a pensare a Treviso, quanti paessi, e dopo non dobbiamo stare a Venezia perché arrivava i pai dalle nostre montagne e tutto a mano. Guardate cosa che succedeva. Questo è un battipaio valoroso. Tosatti, finisco con un proverbio, che è questo. Che se una parola in mezzo, trescar, sarebbe affari loschi. E ora dice il proverbio, non trescar coi gatti, chi
che non voglio sgrafoni, avevo capito. Dai, coraggio sempre avanti. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.